Sabato 26 settembre, Santi Cosimo e Damiano. È il 270° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 96 al termine. Il sole sorge alle 7:03, tramonta alle 19. La luna sorge alle 16:59, tramonta a mezzanotte e 52. Il capitano generale Damar, Francesco Morosini, è costretto a concludere la pace con i turchi cedendo loro l'isola di Creta. Imbarcati sulle navi profughi veneziani, la quasi totalità della popolazione della capitale, le reliquie, le immagini sacre e gli archivi, dopo 465 anni di dominio veneziano, lasciano l'isola. Le previsioni per domani: generalmente alternanza di nuvole e rasserenamenti. Sulle Dolomiti fino al mattino cielo sereno poco nuvoloso, su costa e zone limitrofe dal pomeriggio spesso nuvoloso. Precipitazioni sulla pianura andando dalla pedemontana alla costa, probabilità da bassa a medio-alta per piogge da locali brevi a diffuse discontinue, specie dal pomeriggio. Sulle prealpi probabilità bassa per modeste piogge locali verso sera, sulle Dolomiti assenti, temperature in calo, eccetto aumenti dei valori diurni sui monti.